più appetito. Chi la mo tornano? Sicuri da aspettare? E se capisce che aspetto. E chi si fida di venire un'altra volta fino a Toledo? Io non capisco come si può fare a stare di casa tanto lontano. Come? Toledo lontano? Ma lontano da dove? Dalla casa mia, io stongo di casa di rimbetta allo serraglio. E allora, signor, scusate, siete voi che state lontano? Noi stiamo allo centro di Napoli. Basta, se avete bisogno di qualche cosa, suonate lo campanello. Come sono curiosi tutte e due. Mamma mia, e quanto sono buoni questi ballerini? Non mi credi. E che stai guardando, loco? Niente, stiamo guardando queste fotografie. Voglio vedere pure io. Che poteva mancare? Tutte ritratti di femmine. E vestute di questa maniera, guarda qua. Chi scundata, chi vestita da uomo. Che stanno a essere tutte ballerine. Che scinufleggio. La verità, belle libre che tiene Don Enrico quando di casa. Ma che male che sta? Quelle sono artiste. Già, artiste, vestute di quella maniera. Don Michele non voglia mai l'uccidere. E io appuro che tu vieni a trovare una di queste artiste, te sceppo l'uocchio. Adesso non ci potete essere. Già, a me sta casa non mi persuade un cuorno. Questa gente senza regola, senza capa. Guardate là, punzolle indurate, segge indurate. Io non capisco che necessità ci può essere a spendere tanta denaro. 4 segge di paglia si arrivano castate. Sarebbe stato meglio 2 scagni di ligname. Non mi può fiare per scopolere. Polea. Che guai sa qual è? Qual è? Che Rosina, quando incontrava la donna Lucia, moglie di Don Enrico, quando venne a Napoli, a pigliarsi il bagno. Ma che l'erano i compagni di scuola? È pure felice se era conosciuto con Don Enrico quando studiavano. E che tu sapeva niente, a donna Lucia ne venette in capo, a causa dello carnevale di carro, che fa sta tutta la casa sua a Napoli, a Rosina, mentre che quella se ne stava quieta Avellino. E intanto felice ne furono, che da farlo negoziante, c'era a perdere un tempo a Napoli. Siendo a me, Don Michele, questa è una brutta amicizia. E tu vedrai che Rosina si guasta. Hai torto, Don Enrico e Donna Lucia, sono buona gente. Già, tu l'hai da difendere, si capisce. Buona gente non furono. Don Enrico è un cattivo soggetto che va correndo appresso a tutte le cunnelle. Niente la sia. E io mi meraviglio che Donna Lucia lo lascia fare, senza incaricarsene di niente. Ma mi pare che quando la moglie non se ne incarica è segno. Già, capisco. Tu saresti tu una moglie come quella, che te lasciava solo. Ma per grazia di Lucia, io ho già aperto l'occhio dal primo giorno che t'ho sposato. Sinora prova che sarebbe successo. Ma io non ho fatto mai niente male. Si capisce? Io ti sono stata sempre in buono. Quando eri figliuolo, eppure mo, che si vecchia e spennato. Perché se no, quando me ne faresti? Ma state zitto. Non si rivede più, povero figliuolo. Camminate, camminate, camminate. Oh, signori, scusate se non vi avevo visto, ma io non sapevo che voi stivate qua. Donna Lucia, Don- spettacolo. Don Michele. Che vedo? Lui si è asciugato per fare certe spese. Già, abbiamo reputato tutti i magazzini di Napoli. Sì,
non sei chiuso a fare lezioni. Sì signore, sì, sono chiuso, ma chi lo maestro teneva lo dolore in faccia lo pere. E per questo non poteva parlare. E allora non ho potuto fare lezione. E poi me ne stavo tornando e ho incontrato queste due signore. Già, innanzi ai magazzini di Miccio. E l'avemmo pregato di ci accompagnare e se non te ne venisse come avremmo portato tutta sta roba? Niente, ho fatto le orecchie rosse. Prima che arriva tutto un uovo delle bugie. Va bene, ma mi pare che non sia una bella cosa per un giovane che va facendo l'upaglietta per mezzo Toledo e portando un sacco di roba in mano. Ma che volete? Io stavo con le signore. Mi pare, camera giù. Stai zitto tu. Se basta, si chiude a farmi mettere che la preda, non ho più Ah, braccialetti. no signore, sì, ancora non ha già avuto tempo. E vamo proprio da Franco Nero. E poi quando hai fatto? Mi viene a pigliare forte. Cioè. Io sì. Oh, ma voi mi avete detto anche che il braccialetto vi andava un poco largo, è vero? Sì, un poco, me lo fai pure stringere. Va bene, allora mo ci vado subito. Stai fresca, mo penso io sto un braccialetto. Permettete? E Don Felice, come sta? Sta buono? Sì signore, è asciutta prima mattina per certi affari. Bisogna dire la verità, che è un giovane che si fatica lo spirito suo e per conseguenza da Venus e funno del bene va a sto mondo, La colazione è pronta. E puoi stipare tutte cose perché non facciamo colazione. E perché? Forse per causa nostra. No, mi pare. Ieri Rosina siamo trasute fin da Ducatrice e ci abbiamo mangiato certe paste con un bicchierino di malvasia che era una bellezza. Alba, chissà che sapore te ne avrà. Due figliole sole che vanno di da giocare di frisce, ma giocare di frisce. Signore! Caro Don Michele, pure voi state qua. Donna Lucia, fatemi salutare la cara donna Rosina. Questa si fa passare la mano. Che male si fa. Già, perché non ci sta mai niente di male. Voi state qua? Possiamo sapere da dove vieni? Ma niente, la solita storia. Sono andato a fare un giro in carrozza e ho giocato una povera figlio. Ma che è successo? Ho incontrato alcuni amici e abbiamo fatto una partita al biliardo. Biliardo, carrozze, sì. Pure la mia. E a proposito, qui che stasera a San Carlo si fa lo ballo nuovo. E caccio fa. E come che è da fare? È da pigliare banco perché noi vogliamo di tutta l'occasione stasera. Ma già, si fa lo ballo nuovo a San Carlo. E va bene, allora andremo tutti a San Carlo a vedere il ballo nuovo. E Don Michele, venite pure voi, vero? Io? Ma Zangà, ma con piacere! Non va bene, ma che fa? È vero che non si Ora già che fa, non si può. Ma già, ma normale, dai. Sono curiosi tutti e due. Valerio, non devi Finiciello! Ma che sta? Guarda, vinto da nove, salto vostro! Ma che sta? Ma quella bestia con l'animale, ogni volta che mi vede si mette a ridere. Io non capisco che c'è da ridere. Ma come le viene in capo? Sì, Felice, non ti preoccupare, oggi le do io la soddisfazione. Oh, sì, scusate se non vi ho salutata. Moglie mia cara, il cielo lo sa come sto con la capo. E che si è venuta così tardi? Che ne saccio? Non me lo dice nemmeno. Era stamattina che non me ne fico più le gambe là. Io non saccio Don Prospero che si è messo in capo. Io vedo a Napoli, questa è una cognacina riposata, senza pensiero per la casa. E Ghill mi manda lettere, ora è il momento.
Dispaccio. Ma per fare una cosa, ma per fare un'altra. Ma mi sono tornato, ho già trovato un dispaccio che diceva ritirate ferrovia 400 balle di cotone Erzegovina, dirette a Don Pasquale Friariello. Ha già avuto a correre alla stazione, ha già avuto a aspettare che arrivava il cotone. E mi sono fatto uno giro. Oh, ho avuto a aspettare Don Pasquale Friariello, che non c'è stava, e ho avuto a tornare più tardi. E va, vieni, mi fanno male tutte le rine. Ah, sì. Sei fatta scostomata abbastanza me. Ma chi? Ma Irene, la figlia lo guarda fuori. No, la figlia lo castagnare, vedi che mi fanno male i reni. Spina in sta. No, la spina imbollata. Povero Finiciello. Sto negozio da rende assai. No, perché stai lì non mi posso lagnare. Ma però non me la sta al momento di dire. Esco la mattina e per dire la sera. Io poi ti dico francamente, quando era scuitato non me ne portava niente. Anzi, quando era ora che mai a ritirare, aveva una mazzata in capo. Ma da 3 anni a questa parte che sono usurato. Adesso quando tu mi chiedi, io cammino questa. Questa palombella mia. Così chi sta sul marito? Ma quanta parola azzeccosa? Non mi dice mai niente. Che anima come castaggente. Però io mi sono capo di fare tanto e di fare tanta economia affinché un giorno non ho bisogno più di nessuno. E posso stare sempre con questa sciascionata. Zuccarino per te. Camino sublimato. Come? Non dubitate, figlio mio. Ci arriverete. Benedetto. Povero Vagliò, mo non navi più bene. Non fa merenda. No, ma non andiamo a spendere più denaro, ma giochiamo un caffè prima da sci, basta così. Così, questo non va per dare i caffè di trattorie. Ma io manco un gelato. E di che critica giovenile, mo già rispondo alle lettere, al dispaccio lo socio mio, è un affare da morire, arrivi! A proposito, stasera Don Enrico, pigliamo Marco per San Carlo, andiamo tutte quante. Già, se fa un ballo nuovo. Un ballo nuovo, ma io non so se ci posso venire. Tengo tante cose che fa. Ah, non è cominciato, ed vieni con me. Così, lasciami stare. Io non ci voglio venire. Voglio vedere che le ballerine tutte scomposte là. È stata a vedere che fai scrupolo. Non faccio scrupolo, serio, ognuno pensa quello che vuole. Sì, da una parte pure dice buono, ma signoriamo, tu che te ne fai della serata? Che me ne fa? E corico, sono così stanco. La figlia lo guarda porta, a me non fa male, sempre la figlia lo guarda porta. Guarda lì, vieni da noi 10 secondi, si sbaglia, non è cosa di niente, che ne so, palla dei cotoni, se ti mette qualcuno mancante, dove la mettono la capo, gli arrivi. Easy, Don Enrico. Ma vince tu, perché faccia la contabilità. C'è cautela che basta. Perché se si trattassero in uno sbaglio di una balla, potrei rimediare io. Ne tengo una da tanto tempo e non la posso rifare smaltire. Ah, la tenite, dove sta? La piccola figlia. Sapete sempre, è un po' criticato. Dunque, stasera, sapete che c'è? Andiamo tutti al San Carlo. Venite, e vieni pure tu. Non ne parliamo più. Se io che io vengo pure, però dopo lo spartito me ne torno. Non ne voglio vedere quelle signorine con tutte quelle cose da fuori. No? Noi ce ne hanno. Ed è, già vedevo lì. Sì, a Marburte, addo che l'amica mia che sta poco buona. Boh, e mangiamo là. Ma che c'è a fare fuori? Ci restate a mangiare con noi. Non facete cerimonie, Don Michele. Ma con piacere, con piacere. Non si può. Sì, ma un tempo sta cattivo, si va a giovere, lui non ti
bello. E stiamo a cercare, Non signore, andiamo a Genne, a San Ferdinando, ci pigliamo lo tram e giriamo a casa. Quando volete così. Giulietta, Come andate? Giulia, piglia due ombrelle e dalla sti signori. Vi ringrazio tanto, poi ve le mando a restituire. Ma sì, accomodo posto. Arrivederci, Va arrivederci. bene, sì, sì. A presto, donna Lucia. Oh, bacia pure la mano, ce l'ha stoccata tutta di da donna Lucia dell'arbitro che si è pigliato. Andiamo, capatuta, una Quindi mo sorbicchio ancora sul geluse. Quando tuo marito e la moglie si vanno bene, non si bada la vecchiaia. Per esempio, a te ti invidio. Ah, e perché? Perché tieni tuo marito che ti può stare sempre vicino, l'affare non te lo levano. E tu te critiche maritemo perché non tiene niente da fare. Allo giorno si sta dentro la casa. Quando non aveva a che fare. Quando ti sbagli, Rosina mia, gli uomini che non tenen né che fare, sono quelli che stanno sempre più occupati. State a sentire e poi vedi. Alla mattina esce perché sta a fare la passeggiata a cavallo. Allo giorno a nascere con qualche amico, tenere qualche impegno qua o là. La sera andai a vedere la partita o allo club o qualche cenolella con amici loro. E tu per mettere a marito dove fa tutto questo? Quando si scema è come se quello può dimandassero permesso a me. E poi quando io le dicesse no, io lo facevo senza dirmi niente. Oh, questo non può essere. Già, perché tu ti credi che Felicello marito non faceria pure lo stesso se le venisse in capo? I mariti sono tutte di una maniera, siendo a me. E non ti dico che i mariti sono tutti una bella cosa. Ce ne staranno dei chilli che sono come dici tu, ma oggi stanno pure quelli che sono buoni. Ah, Rosì, non mi si spersa di notizie. Tu ancora ti credi che ci sono mariti buoni e mariti malamente? Ma forse allo secolo passato, coppa 100 mariti, ce ne stava uno che poteva volere bene alla mogliera. Ma mo chi te li dà? Sono tutte una massa di scostumati. Tu mo veramente ti credi che marito tuo Felicello che va bene assai assai e che non faceria nessuna sciocchezza. Si capisce? Marito è una perla, non fa una cosa, non va una parte senza dirlo prima a me. Ah sì, bravo, bravo. Ma è come tu mi cuffiasse e non mi credi? No, mi pare. E seguiti a ridere. E che vuoi che mi metta a piangere? Sei tu che dici che marito te va bene, che è una perla. Ma così, come vuoi tu. Anzi, lo sai che ti dico? Che tutti i mariti sono diamanti, sono brillanti addirittura. Me lo dici di una maniera che... Come vuoi che te lo dico, ne? beh, tu così tanto diritta, sai che vuoi fare? A me è una cosa qualunque, che ti metterà alla prova felice. No, ma è inutile. Felicello, marito numero 1. Non mi cuffi, scommettimmo? Ah, e che vuoi scommettere? Quello che vuoi tu. Vabbè, hai già che chiesto. Facciamo una cosa. Che cosa? State a sentire. Stasera, allo fondo, ci stanno magnifico veglione in maschera e ci vanno un sacco di gente. Volimmo scommettere che si marito tu aveva una lettera, ce va? Una lettera. E che lettera? Una lettera della femmina. Una femmina. Oh, che ho chiesto posso dormire a 100 cuscini. Non ce va. Ce va. Ma come? Il marito non ce li arriva. Ah, io ne sono certa, guarda. Anzi, facciamo una cosa. Ah, così mi pare che lo dispiacere mio ti consola andare lo tuo. Lo mio? Che
me ti metti paura? Paura, manco per sonno, sono pronta a fare tutto quello che vuoi tu. Ah, veramente? Veramente? Vabbè, già che questo lascia a me. Giulietta? Domandate. Giulietta, fammi un piacere. Va a Dolo Cattaro dell'invento e ti fai da certi foglietti una corona a coppa e degli avveloppe. Qualche corona de nobile. Già, per l'appunto. Dove servo? Perché sta corona? Capirai che si vede in un biglietto con una corona e inserranno che è una marchesa, che è una duchessa che scrive. A proposito, che scommetti? Ma quello che vuoi tu. Ma come potremmo fare per sapere? Si ti diceva c'è l'oveglione. Che bella pensata, Rosì, ce l'hanno noi pure. Buia, l'oveglione di teatro. Sì, perché? No, io mi metto paura. Che paura, ma sei scema. Ma noi staremo sempre insieme. E intanto potremmo scomigliare tutti gli imbrogli di quegli due signorini. E tu ti pensi che se io veramente vedessi a Felice l'oveglione mi potrei trattenere? Oh no, io non scapparia tutte e due luce. Facessi proprio una bella figura. Sta farmi. Io mi incarico dei mariti, to. Tu? E consiglio a te lo mio. Veramente, non faccio. Ti metti paura, io ho fiducia in te. E credo che tu non dubiderai di me. Non è perché sto, ma se Felice non ci va, come ne so certa, e marito così. E allora che succede? Tu resti sola, mentre io... Allora facciamo così. Tanto io a l'oveglione. Quando avremo la prova certa che marito ci va. Va buono, mo? No, va buono. Stasera passeremo la serata dentro la casa. Ecco qua le fogliette. Che belli! Ma io sono l'unica a comprare fogliette. Si crederanno da me che fa quella nobile. A proposito, ma mo che ci penso, lo carattere nostro si conosce, si scrivimmo noi. Giulietta, ti sai una cosa, tu sai scrivere? Io sì, sono chiusa da anni alla scuola. Mettete qua e scrivi con un bello carattere. Bene, sono lesta. Questa sera a mezzanotte al veglione del fondo dinanzi... Ma tu è che si può dare appuntamento? Ah, lo faccio io se si danno l'appuntamento. Ma che scritta? Non sei un buffet! Perché là si danno l'appuntamento? Ma non sta per una marchesa o una duchessa! Perché la duchessa e la marchesa non mangiano. Questa circostanza da casa. Questa sera a mezzanotte al veglione del fondo. Nel corridoio della prima fila e per firma un domino color di rosa. Rosa. Oh. Va, scriviamo l'enatamo. Questa sera a mezzanotte al veglione del fondo, sotto l'arco del palcoscenico, a mano destra, e per firma un domino color di rosa. Ecco qua. Oh. Mo, faccio invece l'indirizzo. Allora, una al signor Don Felice Ciusciamocca. Che? Zitta, va, scrivi. Ma poi mi dici di tutte cose, eh? Ti dicevo tutte cose.
Via Toledo numero 345, sue proprie mani. Ecco qua. Oh. Dire, se ne è buono. Questa è una pazzia che noi vogliamo fare i mariti nostri. Mo sai che hai fatto? Piglia queste 2 lettere e le darai una a Don Felice, lo marito di Donna Rosa, e l'altra a Don Enrico, mariteme. No. Però senza fartene addonar nessuno, come se fosse una cosa segreta, come se l'avesse portato uno servitore in gran livrea. Ma non ce ne posso dare tutte e 2 insieme? No, no, Va bene, avete bisogno di cada cosa. allora, sai che vuoi fare? Vai a Dola Sarta, una magazzina dell'invetto, e ti fai da un domino color di rosa, come quello che tengo io, capito? Ah, ci ho capito, ci ho capito. Voi volete la migliore insieme a quella signorina? Però, scusate se mi permetto, ma lo domino posto vicino al chilo della signorina, ci fa cattiva figura che dice. Pure dice Bruno. E allora sai che vuoi fare? Invece di uno te ne fai dare 2 domino color di rosa, va bene? Ya, noi andiamo già a apparecchiare il veste. Di quanto tempo ti piace di perdere? E poi vediamo. Oh, per me ne sono sicura. Ci fatto una bella pensata. Stanotte, quando tutti se ne sono chiusi, io mi piglio lo domino vecchio della signora, me lo metto e vago pure io allo pensione. Chi mi accompagna? Chi sta l'umbroglio? Me ne do un felicità. Uè, Giulietta, stai là? Sì, signor. La Rosina dove sta? Sta a dire con la signorina. E meno male che poco prima non ci stava. Ma perché? Perché poco fa è venuto un servitore con una bella livrea e mi ha dato una lettera che l'aveva a da buie quando si solo. E dove sta? Eccola qua. Ma mi serve? L'arma della blu. Egregio signor Don Felice, quando partirete fatevelo subito sapere, perché voglio farvi vedere una qualità di cotone. È sempre cotone, è sempre cotone. Ma l'ultima è la vedete come è lo cottone. Ecco qua, è un altro signore che mi scrive. È una vita infame, Giulietta, una vita infame. Avete ragione. E che faccia vostra? Mi sarà questo domino color di rosa? Se quella signora che incontrerà da io. Oppure quella signora che guarda in coppa lo fa. Andremo come faccio? Io città moglie ma perché mi coricavo. E se non mi corica c'è a San Carlo. Ma io questa occasione non la vedo. Esatto, ci ho fatto una magnifica pensata. Ora vado a scrivere a Don Brosio e le dico mandatemi a chiamare telegraficamente per un affare urgente. Bravo. E Giulietta, io mi torno. Allora, io mi torno, vado a busta certa lettere. Ma mandaci lo servitore. Non può essere, sono lettere dei denari, ma già assicurato. Arriva. Aspetta. Oh no, Signorina, faccia da una lettera. Poco fa è venuto un servitore con una bella livrea e mi ha detto date questa lettera al signor Don Enrico del Fiore, ma quando sto solo. Ecco. Uè, ma tu lo sai che sei proprio bravo a questo mestiere. No, tu progredisci. Bravo. Ma io faccio solo confusi perché le voglio bene. Questa sera, a mezzanotte, nel veglione del fondo, sotto l'arco del palcoscenico, a mano destra, un domino color di rosa. Questo è un appuntamento a noi.
se a San Carlo finisce presto, non ci fanno Visto mi piace che è franco e viva la champagneria! Signorina, vedi che viene Don Peppiniello con Don Michele. Che bella pensata! E si fa accompagnasse Don Peppiniello, lo migliore. Poi Don Michele. Lui venimmo a restituire gli ombrelli, Sì, era figlio. Monce faccio una lettera e mi metto che firma un domino color de rosa e ce la do un gatto Peppiniello. Don Michele, ma a portici non si chiude più. No, ci avevamo pensato meglio. Che siccome moglie non aveva trovato un'amica sul corte, sta tanto malata. E io mi seccavo bastantemente per andarci. Per non pigliare tutto quello pieno. L'ho fatto accompagnare un po' allo dramma. E l'ho fatto essa su. E com'è che va allassato? Perché l'ho promesso che mi ritornava alla casa e l'aspettava fino a Mosena senza mangiare. Mamma mia, questa è veramente una cosa da non credere. Già, e per mia disgrazia, l'hai incontrata allo puntone dello Vico e che la matti in mano una volta con lo braccialetto. Ma che hai fatto? Ma ce l'hai fatta a Cungiano? No, Ma ma dici la verità, te l'hai visto impegnato. Ma che impegnato, lo vedi, te lo tengo ancora di dalla sacca, lui. E fancilla a Cungiano. Lui non ci sono due. Intanto vi fermate a mangiare con noi a pranzo. Ma che saccio, si chiede la pura. Don Michele, mamma mia, ma voi non fate mai l'uomo. Avete fatto mettere proprio le granfe in uomo. Veramente. Ma fate l'uomo almeno per una Ma voi mi volta. fate proprio l'orso di cacciolo. Non ne potete però lo rispetta così. Sì, dici buono, ma da oggi in poi voglio fare l'uomo, perché l'uomo è superiore. L'uomo ha testa sopra e la donna sopra. Mica, che devo stare qua? Sì, signore, siamo venuti a restituire gli ombrelli. Oh, ma che motivo per sparagnare sta venuta? Se ne parlava di mani. Non sia Anastasia. Da portici. Intanto, Don Michele, insieme con Peppino, mangiano con noi oggi per pranzo. Bravi, bravissimi. Diletta, come andate? Metti a tavola, andate sui posti. Dai, ci consegnate. Sì, signore, Don Felicello se ne è scappato tutta pressa. Perché? E che saccio? Don Peppino. Sta lettera viene a voi. L'ha consegnata a un servitore con una bella livrea, dicendo che l'aveva consegnata a voi quando si beve solo. Mi raccomando, state fatti in mezzo. Ge bene. Che bellezza. Mezzanotte davanti al buffet. Don Michele, quando è dopo pranzo, le voglio far provare un bicchiere di cora sotto, ma è una roba scicca fino a sale. Ora sì. Ma la trova che sta fra. Ah, come non sapete che? Ma tu, chi l'ha provata ancora? Signori miei, eccomi qua. Quanto si chiudono i felici? Sono giù da un busta certe lettere, così. Ho combinato tutte cose. E mo non è più che fa. Ora tengo una mezz'ora di tempo, visto quando mi mangio qualche cosa. E hai deciso stasera di coricarte? Così amica, se vuoi che venga a San Carlo, io ci vengo. Sai che per farti piacere, io faccio tutto così. E io ti ringrazio. Ma quando è che mangiamo? Mi dai un appetito. Don Michele, si ferma a mangiare con noi. Oh, che piacere, ci sia. Così non ti sta proprio qui. Non Enrico, che dice Fernando. Stasera, la via del io, un po' a San Carlo, non l'ho vista io.
vorrei avere un'idea. Mamma mia, Don Michele pensava che... Don Michele, ma non vi preoccupare. Anzi, sapete che c'è? Quando è dopo? Dopo lo va. E voglio far conoscere una guagliona, Don Michele. Mamma mia, una signora che mette il sangue in agitazione. Non ne arrivo nessuno. Già mi sento fare carni, piconi. Ma con mogliere, ma come faccio? Mamma mia, sta mogliere da Don Michele. Ammendatele una scusa. E decidi che siete stato con un amico, no? Va bene, mo ci penso io. Ma io non mi giocare, se mi succede qualche cosa. Quello che sto pensando io, non tengo una lira fin dalla sacca. Faccio per sta 50 lire, per finire di pure. Ma vado una quarantina di lire da Zio Michele. Benvenuto. Zio Michele, Che dissi per sta 50 lire? io? Dite la combinazione. Io proprio questo che voleva dire, si mi prestava una quarantina di lire. Hai già capito tutte cose. L'incurabile era soggetta alla nunziata. Faccia fa la faccia tosta con Don Enrico. Un dispaccio per Don Felice Ciasciamocca. Un dispaccio per me! Sì, veramente. Aspettavi qualche cosa? Io no, niente. Non dispaccio! Abbiamo capito. Non dispaccio! Abbiamo capito! Viene da Sandro, dalla Piranda! Non dispaccio! Solamente a me poteva succedere una cosa del genere! Che ci gli arriva impazzia! Ma se posso sapere che è stato? E Don Prospero, lo socio mio! Tia, ti leggi tu stessa, così! Devo partire subito Avellino. Aspetto voi onde partire. Vostra presenza urge Prospero. Venivo vero da Sarno. Vale a dicere che è da partire. E se capisce, non posso perdere un momento. E padrona che sarà? E gli avete detto a quella che va a salvare. Ma mo come faccio? Mannaggia all'alma, mannaggia! È una vita che non posso più sopportare! Ma non ti arrangiare, calmati un po'. Andiamo. Lo pranzo è pronto? Mangiate prima qualcosa e poi vai. No? E si capisce. Ma molesto, ma mangio qualche cosa, non me ne vado. Andiamo a tavola, andiamo a tavola. Mo vengo io. Ma no, mentre voi io mi vado a preparare un sacco di notte, mi metto il berrettino, lindo, un vestito Vengo lì. anch'io, vengo anch'io. Ma non c'è bisogno, io sono presso la notte, non ti preoccupare. Vabbè, andiamo a tavola, Don Michele, per finire. Andiamoci. Vedi Don Felice, che mette lì dallo sacco di notte. Che ne dici, Nelici? Ti sei fatto capace che il Felicello non è un marito malamente? Ma la lettera sarà pigliata. Se l'è pigliata, sì, ma che vuol dire quando non ce va? A me non me l'ha detto, non mi fa dispiacere. Agge pazienza, Lucia mia, tu non è da fare tutto un erbo un fascio. Ci stanno i buoni e i malamente. Se n'era venuta la turonata contessa, lo servitore con la livrea. Ogni regola vuole la sua eccezione. Allora mi fosse ingannata con Don Felice. E allora sarei solo marito Enrico non malamente. Signori, che va? Oggi ho visto la linea per tu sulla mascata. Ma non felice, metteva linea lo sacco da no, lo frac, lo gilet e pure
busco 100 lire sane stanotte. E qua non mi busco. Bene le giuggette, vieni, insieme con un fulletto. Comandate, eccellenza. Sì signore, la numero 1, non c'è sta nessuno. Prepara per 2. Subito! Apparecchia per 2 al numero 1, subito! Ditemi una cosa, cameriere. Ma che ci possiamo giocare? Ecco qua la nota. La nota, uso la nota! Mamma mia, e quando arrovo! E chi si firma leggere tutto questo? E io mi imbroglio! Ma qua stanno dando nome e cognome! Nome e cognome! Ma quelle sono le pietanze! Datemi il camo, vedo io. Sì, scegli tu, fratello! Ma voi vi dite la combinazione. Giusto stasera che non tengo appetito affatto. Ma tu la mangiare una cosa rendi? Perché se non vedo un moccatino come posso un moccatino? E allora una cosarella leggera. Cameriere, scrive. Subito! 2 polli al forno. E cosa leggera. 2 fette di genovese a rifredda. Ci volesse dello contorno di funghe? No, non c'è pericolo la vita! E allora non ci volete le peselle? Ah, sta, le pesiere, le soddisce su, sì. Cameriere scrive, lo contorno di funghe. E Tinto ci metti una moneta d'argento. Vada che la moneta la voglio vedere a tavola. Ah, così se la mangia pure. Una palaia fritta. Ci volete le treglie? No, le treglie mangia delle tu. Perché le mie le tenga la casa. Ma pure che sono brutta. Una scaloppina al marsala. Oh, ma che posso stare? Ah, una pietanza scicca. Che scaloppina? Mi volemi intendere quando uno scappa? Ma che avete capito? 4 dozzine d'ostriche. Ma lui repanno! Qui le date da mangiare con il limone. Ma si fate? Io con il limone me lo mangio! Un'insalatella di rinforzo e l'insalatella al vuole. Sicuro! A Lourdes ci vuole cetriolino, Una fetta di pizza dolce. E voi voleste la rustica, eh? Dalla faccia me ne sono addonata che mi piace la rustica. No, lascia stare. Sa che può fare, cameriere? Porta l'una e l'altra, una fetta di pizza dolce e una rustica. Ma così non ti imbrugli. E poi ci volimmo consolare lo stomachello. Ci portino poco dei cister. A Lourdes, ma così succede. Ci vede in cuore un poco di cispa e già qui ce l'ha tutto. Ma che avete capito? Cister è un formaggio inglese, serve per digerire. E allora, porta mezzo litro registro. Sì, alla la garzella! E 2 porzioni, E poi per frutta, pera e uva. Pere e uva! Ma l'uva! E che te, non c'è stato? Come non c'è sta? A sto veglione mi faceva mancare l'uva? E voi dicete che va cara? E lo signore poi per 2-3 grappolini me ne dà 5-6 lire. Ma porta solo pere. Ma dici? E che te, i soldi ce l'avevamo portato presso? La frutta di contrattempo si mangia. Porta 2 pigne d'uva.
Va bene. Mi ha detto che non sentiva appetito. E il vino? No, di vino non ne parla. Mi fa votare a capo. Mi stona. Ma mangiate senza vino. Non ne parla di vino, se no io me ne vado. Ma che fai? Ma come me la fai? Ma scusa, goppa la carne, là, goppa lo fritto, là, goppa all'ostio, là. E voi facete una panza così. Io lo dico per il bene della vostra salute. 3 o 4 bottiglie di vino. Ce l'ho! Quando mi è antipatico sto cameriere. Sentite, Chillo pure te ne ragione. Non poco di vino, ce l'ho! Allora, porta mezza bottiglia di vino. Sentite, allora, con i piatti di carne, non poco di Madeira. Ah, sì, è forte la Maddalena. Ma che avete capito? Madeira è un vino forestiere. Per continuare, con le pollastre una bottiglia di Malaga, con lo fritto lo Bordeaux, con le dolci l'Ulumel, con le ostriche lo Frondignano e con le frutte Una spada in cuorpo. le bottiglie di champagne. Vogliamo fare un brindisi? Già, ho un'idea della champagneria. Barbe vedete, e voglio portare pure la vedova. Ah, e dopo pranzo, dopo pranzo. Sentite lo champagne della vedova, basta, che è la migliore qualità. E poi allo signore non ce lo faccio paga caro. E 2 bottiglie, quando mi ha dato una 50 di lire, sono ben pagate. Cameriere, ma è proprio antipatico. Questa nota è subito. Grazie, andiate passetta. Mi raccomando, tutta roba buona. Vedi che lo signore è splendido e a niente stasera te le regala del Napoleone. Sì, reggesso. Non dubitate. Cameriere, Come andate? uva, portate la finta. La compra di finta le può andare. Quelle che si mettono vicino ai cappielli. Ma così la signorina la vede e sa paga la fantasia. Ma voi che dici? E se la signorina se la può mangiare? Che mazzica pezzi? Va a mangiare. Già, sa, perché mi pare troppo esagerato lo prezzo. Io lo mese passato con mezza lira, avete una mappata. Ma tu la... Passai lo giuccio per sotto casa e la comprai. Vedete buono, non fui lo mese passato. Mo è contrattieri e vaccati. Io appena veno qui, ho girato 3 o 4 paesi e solamente de carrozzine. Ho speso una ventina di litri. Ma che oro, argento! Basta, e adevenne, mo vi porto tutto qui e resta a vostra disposizione. Cameriere! Pronto? Mamma mia, che bella roba! Chi c'era stato ancora a simpatico? Camui! Che chiasso! E che belli denari che spendi! A proposito René, il don Enrico mi ha prestato 50 lire. Ma la trova sincera faccia. Come mi ha parlato quello cameriere, qua senza la camicia non vanno a casa. Mo la paria sa per mugliere, quello perché un po' mi ci arriva. A vedermi, e chi sti ruota, con una figliola. Pensa anche sulla me, che mi sento appena fritto. È una bella magliona però, don Enrico che ha detto che era chic, è veramente così. Ah, si tenesse 20 anni, René! Intanto, moglie, mi sta aspettando a casa.
Basta, te la sei morendo. Mo non è il momento di pensare a questo. Eccomi a te, Gesù mio! Cameriere, Comandante, una bottiglia di champagne. potevate suonare il campanello? Ci ho provato, ma lo cordone mi è rimasto Basta, lo champagne, quale vuoi? quello che si paga di meno. Non è per niente, ma è per beverne più di una bottiglia, capite? Ho capito, adesso vi servo. Veniamo veglione. Ma è già venuto l'orologio con la catena. Ha già avuto 100 lire e che le dai? Andando mo, mi vedo imbrogliato come una pulicia fin dalla stoppa. E la signorina non se voleva la maschera. E quando mi dico l'usa, che non si può fare manco toccare. Oh Maria da Venezia, Anastasia e Michele, che invece di studiare me ne ha già venuta lo veglione. Ecco qua la champagna. Bene, e costa assai? Non signore, 8 franchi. 8 franchi. Questo mo comincia, che possa frisco. Non ci sta più. Sì signore, la numero 1, non ci sta nessuno. Ma prendete il documento. Cameriere, Comandate. e avete una stanza libera in questo stesso luogo? Sì signore, la numero 3, non ci sta nessuno. Oh, benissimo. E allora non la date a nessuno, perché a momenti verrà una signora con un domino come il mio, accompagnata da un giovine e se la prenderà. Va bene, non dubitate. Ah, aspettate. Se sentite suonare un campanello 3 volte, zuliate alla porta e dite che c'è sta una persona che va trovando a Don Felice. Don Felice, sarete servita. Che è tanto vizioso. Ma già sta in guardia. Ma no, ma potete favorire? Mi raccomando, 3 volte Don Felice. Ho capito, lasciate fare. Questa ha da essere una gran signora, si vede subito. Io non capisco perché tremate di questa maniera. Questa ha da essere che l'ada signora. Non abbiate paura, qua nessuno vi fa niente. Ah, sta insieme con Don Enrico. Giovanni, una camera. Io sapevo che sareste venuto. E vi ho riservato questa, la numero 3. Lo vado a vedere poco. Signorina, aspettatemi qua, mi raccomando. Mamma mia che folla, camuino. Io non so perché mi metto tanta paura. Signora, ma hai detto che sareste venuto? E ho riservato per voi una camera. Essa sta la numero 2. Ah, tante grazie. Volete niente? No. Sì, non mi scordava. Si sentite suonare un campanello 3 volte, tuzzigliata alla porta e decidi che c'è una persona che va trovando a Don Enrico. Pure questa, che tu studiate. Va bene, non dubitate. Signorina! La stanza è bellissima. Volete entrare? Grazie. Ma per me è scrupoloso. Che pazzo che è chisto! Ogni volta che viene qua spende sempre un sacco di denari. Lasciami! Giovanni, seguite a servire a chilo vecchio. Io mo vengo, a ballano poco. Se mi va trovando, rincillo, ma mo torno. Meglio, mo lo lascia solo mo!
eccellenza. Avete visto quella signorina che stava con me? Mo viene, mo viene. Ma dove è andata? Non lo saccio, mo viene. Ma io non mi filo e sta su la Dio. Ma bene, su. Mo bene. Allarma de mamme da. E che belle maniere che ne state. Tanto c'è scritto un biglietto a moglie dicendo che sono andato a trovare Don Nicodemo Palini, l'amico mio. L'ho trovato tanto malato e che mi resto là stanotte. Ah così, sto due pensieri volete, ma posso spassare? Cameriere! Locandiere! Sguattero! Tavernaro! Dio signore, e che maniere qui? E che mi crediti che è stata una taverna a bascio tu? Già, nuove ragionissimo. Scusate, abbiate pazienza. Che volete, decidi. Mi potreste fare il favore? Devo portare questa lettera al suo indirizzo. Sicuro. Una persona apposta. Bravo. E datele pure mezza diretta. Pensa che qua vieni 5 lire a no. 5 lire a nota. Allora, mettila la nota. Ma la signorina, dove sta? Mo bene. Ma dai aiuta! Mo bene. Quando è antipatico! E chi? È proprio un tuzzo di carciofo. A chi va sta? Alla signora Donna Anastasia Sparice, strada Foria numero 7, di rimpetto al Serrato. Niente di niente, da coppa lo muro dello Serrato. È una bella passata. Cameriere, Come andate? fammi il favore di far arrivare questa lettera al suo indirizzo. Sicuro? Una persona poca. Ah, bene, grazie. Vieni. Ma dovrebbe andare mo proprio, eh? In questo momento. Sì, grazie. Sentite, quando li dobbiamo dare a questa persona? La tariffa è 5 lire. 5 lire. Misericordia, ma io mi pensavo che era un affare di mezza lira, 15 soldi. Ma Cangoppa è un affare serio, va tutto caro. Si Veni. può volete tirare qualcosa per lo guaglione? Sì, e quindi tutto lo porta la foglia. Sì, ma la lettera dai mo proprio, eh. Per questo, non dubita. Va bene. Io c'è scritto a zia Anastasia che questa notte passavo la nottata da quell'amico di zio, Don Nicodemo Palino, lo quale dava una grande festa da ballo e l'amico fermo. Mi posso divertire come voglio io. Cameriere, ma tu stai ancora no? E sta lettera quando parli? Non dubitate, sto aspettando una persona che la deve portare. Ho capito, ma vedi che ti hai già pigliato le 5 lire, sa? Subito vi servo. Va bene. E che è Natale. Alla signora Donna Anastasia Sparice, strada Furia numero 7, di rimpetto al Serrato. Ma voi vedete la combinazione, tutte e due le lettere alla stessa indirizzo. Meglio così, e Peniello si fa una sola camminata. E io dopo 2 lire a isso e 8 lire me le metto dentro la sacca. Che sono le 3 tuzzuriate. Meglio, viene da 2 parti. Una persona va a trovare a Don Felice. Una persona va a trovare a Don Enrico. O se la vedono loro, mo. Ma tu non si chiude a sangue. Hai sbagliato con voi, hai sbagliato con voi. E tu si non bruglione. Hai imbrugliato la moglie nel sicuro. Di la verità. Hai detto mi per carità, non dici niente, ma parlo per l'amicizia che tengo per te. Ma dunque lo telegramma era falso. Non ho già fatto scrivere apposta, non posso, lì.
Di bene in meglio che va pensando, mannaggia all'arma con il imbruglione. Ma qua con chi sta? La signora proprio chic. Io non la conosco, però è essa che ha mandato l'appuntamento. Però non ha giù una persona che passa la maschera, Tale e quale come la mia. Quando se la voleva. ma come, quello tu stai con la signora? E che signora! Ma è una signora, una roba fino a sana, voglio una scicca, ma la faccio non l'ho giù potuta vedere. Ma vogliamo pure la moglie nostra! Voglio mai uscire, per carità! Ma qualcuno me la trova? E pure a me. Ma lasciami vedere chi me lo. Non c'è più. Lasciami vedere pure a te chi me lo. A venire. Bomba! E vedi come si è combinato Chicco? Se non mi firma sta solo una vita. Bene, subito. Signor, la verità è che la sta ballando un po'. Sta parlando un poco. E poteva aspettare un po'. Sì! Ma ballava con me. Sì! E come stai combinato mo? Da come a ballare il bello! Oh, dopo vi porto l'osso, l'ho fritto e la champagne. Ya, così. E io a domani metto tutta sta roba. Sto bevendo e mangiando come lo voglio, non me la fino più. Così, così. Ma come voi? Facete lo cameriere, state imbriacare che sta maniera. E tu sei qui con un barrile di vino e dici che io sto ubriaco. Non torna ancora. Se io approfittassi di questo momento per venire, mi metto una paura che non mi rei un coppa di gambe. Sì, è meglio che me ne vado. Prima che torna Don Enrico, non mi faccio venire la carrozza. Non mi dice non è tornato più. E tu sarai chiuso. Va bene, muove servo, Vieni gente. politino pungolo, va bene, muove lo fondo. Mamma mia, chi lo muore la mattina? Povero Don Peppiniello! Lei chiude un capo allo champagne e sta dormendo! Il Don Peppiniello mi ha pigliato per una signora nobile! Mi ha regalato pure sto braccialetto! Io mi raggiungiavo e zitto! Mi vanno a coagulare, ma non importa! Buon momento, mentre Isso dorme, io me ne vado! Lo padrone! Chi me va a trovare, no? Non è stato possibile da appurare chi mi va a trovare. Ma che più? È il mio Don Rosa. Signorina! Scusate se vi ho fatto attendere, ma sapete, nel ristorante c'è una confusione che non me lo dico nemmeno. Quindi, ma per caso vi siete presa conto? Oh, benissimo. E allora andiamo dentro, dobbiamo finire di cenare. Non ho potuto dire al cameriere che mi fossi a piana carrozza, come faccio? E Pignello! Io me ne ho dormito. Ah, eccola. Bellezza mia. Scusate se mi ero addormentato, ma proprio il vino era un pochino pesante. Venite, beviamoci un'altra bottiglia di champagne. Me ne voglio andare! Ma come, già te ne vuoi andare? Perché? Sì, fatemi questo favore! Va bene, vago. Ma prima però, datemi un vaso. Sì, bellezza mia, facetemi E con che te. mi è, son io!
contro tutte cose, fammi pigliare una carrozza, per carità. Va bene. Io aspetto Catindo, fa subito. Va bene, va bene. Oggi ho capito tutto. Tuo marito se ne ha chiuso a Sarno e essa se ne è venuta allo veglione. Ah, fermene quante ne faci. Ma intanto io però mosera. Ti ho speso un sacco di denari. Fece una cossore, ma ne potevo fare volere. Cameriere. Come andate? Potete farmi il favore di farmi venire una carrozza? Sicuro, la volete adesso? Sì, mi fa piacere, grazie. Come vi servo? Io sto qui e vi aspetto e nel frattempo mi fate avere anche il conticino. Va bene. Hai detto lo condicino. Lo fai marella, mo? Vi prego, signorina, mi lasciate così barbaramente. Fatemi vedere la vostra bella faccia almeno, ma così mi fate credere che vi siete preso d'opera. Forse perché ha giomenato una tazza di caffè in coppa allo domino. Ma io non l'ho fatto apposta e poi... E la macchina mi se ne va subito, no? Signora, mi è caduto il braccialetto. Ah, ma... Va un po' largo, Accorta che non lo perdete. Mamma che bello braccio che tenete! Mamma signorina, vi supplico! Toglietevi la maschera, fatemi un uomo felice, fatemi vedere la vostra faccia! Come? Assolutamente volete uscire? Va bene, io accontento. Vado a prendere una carrozza. Ma vi devo accompagnare però, Io dalla carrozza parlavo. Oh mamma mia! Oh Mauro, meno male che non mi ha conosciuto! Volesse scappare? Non mi Scusate signorina se l'ho fatta attendere, ma sta nella combinazione. Signore, vi prego! Ma voi che dite? Voi siete l'angelo, siete una ciasciona. Come si può stare lontano da voi senza baciarvi, senza abbracciarvi? Signore, lasciatemi andare! No, non faccio, siete troppo buona. Ma ti devo che la faccenda. Signore, vi prego! Scusate, non lasciate aspettate, perché qui c'è una bella spingola. Ecco, tutto accomodato. Vai nella nostra camera. No, e dai, mi voglio ritirare! Ma come così presto? Sì. Ma però mi dovete dare permesso di accompagnarvi. Come volete? Aspettate qua un momento, vado a prendere la carrozza. E non mi volete da qua, Allarma, non lo prendete fuori! In aiuto! Oh mamma mia! Che nottata, che nottata! Sto domino è diventato una vera porcaria! Don Peppiniello me l'ha bruciato con la sigaretta. Tuo padrone me l'ha spurcato di caffè e Don Felice me l'ha stracciato. Basta, poi è il momento di scappare. No, Pippino, non posso aspettare più. Andiamo, la carrozza la troviamo fuori. Ho capito, Rosì, ma se non l'ho pagato, come me ne vado? Ecco il calo punto corso. Hai visto? È arrivato. La carrozza sta fuori. Sì, 2 minuti che pago e ce ne andiamo. Aspettami qua. No, è impossibile. Non ci posso restare più. La carrozza sta fuori, non me ne vado io sola. Oh, Luci, sei tu. Felicella ha cenato con me. Ah, infame, birbante. Ma mo che vogliamo fare? Andiamo un genne, fuori sta la carrozza. Dici buono, andiamo un genne. A nascondermi invece. Ha giù trovata la carrozza! La carrozza sta fuori! Ma signora mia, dove sto? Forse di
io non mi posso arrivare a fare capare. Che gli hai detto stanotte perché se ne sono scappato. E fra l'altro cose non l'abbiamo trovato più. E fra l'altro cose, miezza alla foto, ha giusto perso pure a felicità. Ha trovato la passata la nottata che gli ho scombinato. No, ma io tutto mi poteva credere. Fora che a trovarla lo vedo. E poi con chi? Una femmina. La Maria sapeva la mogliera. Donna Rosina, la quale va dicendo in giro Chillo Feliciello è lo specchio dei mariti. Hai capito lo specchio dei mariti? Ui, Don Michele, e com'è che state qua? Don Henry, poveri grazie. Avete combinato chillo piattino stanotte. E perché? Ma come perché? Le consegnassero a quella figliola, la quale troppo ordinato mangiare, me la sa e se ne. Io, povero infelice, con manette su, mangiare berette come un animale. Faccio solo io, caccio passare. Mamma mia, Voi dite, ma queste sono cose da chiagnere. Gentilmente prestassero 50 franchi. All'ultimo la nota è venuta 79 lire. E conseguenza ci mancavano 29 lire. e poi, come avete fatto? Ma come aveva fatto? Quell'imbecille lo cameriere non voleva far sci. Ma come? Io domani verrò a saldarvi il conto. Non signore, scusate, io non vi conosco. Ma io sono un galantuomo. Voi direte bene, ma se non mi pagate non uscite. Insomma, per abbreviarvi il discorso, quando mi ha fatto uscire, quando ha giocato in mano la catena e l'orologio. Ma qui, intanto, mo, con mogliere, ma come faccio? Quella se non per la catena l'orologio, ma cire! Ah, ma quindi Don Michele, voi ancora non siete tornati a casa? No signore, perché io stanotte ho già scritto un biglietto a mogliere, ma dicendole che ha trovato Nicodemo Palillo, l'amico mio, il quale stava tanto malato. Anzi, Don Enrico, lui mi ha fa la carità. Quando viene stamattina, la vita dice che voi stesso mi avete accompagnato alla casa di Don Nicodemo Palillo, alla strada a Forcella. Va bene, Don Michele, non vi preoccupate, ci penso io. Sono tanto obbligato, Sì, Don Michele, però voi non avete pensato a una cosa. Si donna Anastasia incontrasse sto Don Nicodemo e si scomoglia tutte cose. Voi avreste a scrivere una lettera a sta amico vostro. A così l'avvisate di tutte cose. sangue del bacco. Ma dite bene, io non ci avevo pensato. Oh, lo scrivo lesto lesto. Ma tenete un foglietto, no? Là, coppa qui da voi. E grazie là. Donne, ma non tenete un foglietto secco. Ma perché? Ma qua ci stanno fogli con una corona in coppa, La corona. Ah, ma sta corona mi fa migliare. Che tale qua la corona di invito, lo voglio. Non ne arriva, mi lo un foglietto semplice. Ho già capito tutte cose. Che stavo da essere mogliere, ma che mi ha mandato e mi ha invitato a Roveglione. E chissà sicuro la mogliere di Don Feliciello. Ma certo che era così è stato. Non state loro che ci hanno invitato a Roveglione. Non ne arriva, me lo dai sto foglietto semplice. Ho già capito un'altra cosa. Essere loro con Domino Rosa. E che esso non si sono volute levare le maschere. E perché esso se ne sono scappate leste e non l'abbiamo trovate più? Questo ma la dice che io ieri ho già cenato con mogliere. Sangue del bacco. Io muovo male male. Non ne arriva, me lo dai sto foglietto.
Con la sistemo io. Mo faccio a vedere che io sapevo tutte cose. E per questo ci sono chiuso. Poi. Non ne arriva, Però- però dai, sto foglietto. No, pure Felicella, Maria dice la stessa cosa, se no non ci trovavo. Felicella, dove sta? Se non potesse bruciare lo scombinato. Felicella! Non ne arriva, me lo lascio voglio l'armare sopra, no? Sto pazzo pure di stato. Ma che con la lettera dove l'ho scritto? Tengo una paura ancora. Ma mi pare sempre che la moglie mi ha appurato tutte cose. Sì, buongiorno. Oh, caro Peppiniello. Cosa di moglie? Meno male, stanotte non mi avrà visto. Peppiniello. Ma sia Anastasia. Stacca. Perché voi non lo sapete? Già per capire. No, era per domandare. Ah, va bene, ma zio mio bello. Devo dire una cosa, però voi promettete che non mi strillate. Ma che sa? Voi siete tanto buono, non siete come zia Anastasia che subito si invoca e mallucca. Voi mi dovete perdonare. Ma che stato? Non mi fai pigliare! Vedete, io stanotte sono stato all'Oveglione dello Fondo. Che? Purisso! Come? Tu invece di studiare ne vai all'oveglio! Invece di passare la nottata vicino ai libri, vai facendo lo vagabondo, vergognati! Chi che faccia tosta? Io stai paurissimo. Perdonatemi mio zio, io non me lo faccio mai più, perdonate. Vabbè, per questa volta ti perdono. Sì, però questo non basta zio, voi mi dovete fare anche un altro grande favore. Vedete, io stanotte ho scritto una lettera a zia Anastasia dicendole che passavo la notte da quell'amico vostro, Don Nicodemo Palillo, il quale dava una grande festa da ballo. Che? Calma, mamma, l'hai fatto! Quanto detto che Don Nicodemo stava per morire. Ma come che fatto? Tu mi hai rovinato, mi hai precipitato! Sì, ma perché? Perché? Che ho fatto? Ma come perché? Tu sei stato sempre un bugiardo. Non ne hai detto mai la verità. Don Nicodemo Palillo sta per morire. Oh, possibile? Voi come lo sapete? E sono stato là stanotte. Ma che c'entra sta ricca? Voi siete stato là? Sì, voi siete stato all'Oveglione dello Fondo, ma ci ho visto io! Come? Tu mi hai visto? Ah, sì, e stivi pure ubriaco come uno porco! Carità! Sì, chiama a Franco perché sennò io devo sbreogno! E gli amma Franco, gli amma Franco! Meno male! Ma io mo come facevo? Io l'ho giurito a moglie, ma che Don Nicodemo stava per morire. Ah, e io l'ho già detto che deve una grande festa da ballo! Sono d'accordo, zio e nipote! Ma trova un'ambroglia. Tu sei un broglione. Ah, beh, io ne ringrazio tanto! Aspetta. Ho fatto una pensata. Noi potremmo dire a zia che Chillo Don Nicodemo vi aveva detto che stava male per farvi andare alla festa, perché sapeva che altrimenti voi non ci sareste andato. Bravo. E vai, ammo, che ora è? Ah, sì. Che ora è? Sì. Ma che fai? Tu sei un mandolino. No, sentite voi che io non vado buono con la cannonata. E manch'io l'ho registrato buono con la cannonata. Non ce lo dico, e buonanotte. Sì, vedete, io per il veglione mi sono venduto l'orologio con la catena d'oro. E lui, te ne impignolo cameriere nel ristorante. Va, yammo. Vai. Io invece ho già dormito saporitamente. Tu la pensi di una maniera che io non capisco. Come? Marito trova l'oveglione e tu te ne stai sciolta. Rosy, e che poi ne faccio? Poteva essere peggio.
Certamente, marito è stato con te e marito tu è stato con me. Già, perché erano noi? Perché siamo stati noi che l'abbiamo mandato le lettere. Loro però Gesù gli dico piacere, Gesù gli dico per trovare di femmine, capisci? A di femmine! Vabbè, ma che fa? Ma se erano di femmine, mica se li mangiavano. Ma hanno cenato con loro, invece hanno cenato con noi. Ma forse avrebbero ballato, si sarebbero fatte 4 cerimonie. Ma poi pure la nottata passava e i mariti nostri che tornavano. Eh sì, tante grazie. No, oggi pazienza, Lucia mia, sto pensando tu, io non mi piace proprio. Parlando così, mi fai capire che a marito non lo vuoi bene. No, anzi, invece lo voglio troppo bene. Ma non faccio quello che fai tu, perché sono convinta che i mariti, chi più e chi meno, hanno da fare questo. E noi non ci avevamo via collera. Non l'ho potuto trovare, Felicina. Ah, e voi state qua? E noi stiamo qua. Ah, bravo. Ma come? Vi siete svegliati un poco tardi stamattina? Abbiamo dormito un po' in più. Ho fatto bene. Tutto il contrario di voi invece. Voi vi siete svegliato presto. Ti sbagli, moglie. Io ho giù dormuto almeno quando avete dormuto tu. No, questo non può essere. Qui vi siete ritirati alle 5:30. E questo come lo sapete, donna Rosì? Si stiveva dormendo. Ne sono scetata perché oggi è un'isola tuzzoliata vostra. No, ma questo non può essere. Sapete perché? Vedi, che io tengo lo chiavino dello palazzo e lo chiavino della porta. Ma forse sarà stata qua cauda tuzzoliata. E c'è buongiorno. Zia mia. Donna Henry, scusate se vi venga ad incomodare. Ma che comodo, ci fa sempre piacere, donna Anastasia. Aspettate, sì. Da dove venite? Ah, io vengo da Corte, da quell'amica mia che stava malata, la quale ieri sera le venette una convulsione, che ella stava sola con una sola cecata e per conseguenza mi è convenuto di stare là stanotte. Ah, ma Luciano lo sa, che nottata che ha giù passato. Meno male, Don Michele è salvo. Don Michele si è sparagnato una mazziata. 9:30 si Michele non l'ha buscato. Decidete una cosa, donna Anastasia. Poi, Don Michele come avete fatto? Sarà stato un pensiero. E come? Io non pensavo a Micheluccio. Ma io ieri sera le facette un telegramma e ce l'avvisai. Ah, le faceste per un telegramma? E a che ora? Ma potevano essere verso le 11 e io sono avrà ricevuto verso l'11:30, mezzanotte. Sì, 11, mezzanotte, fin dallo veglione. Non vi potete credere come mi è parso brutto di sta senza di isso stanotte. Io faccio bubba, ma poi lo voglio bene. E poi bisogna compatirci, noi siamo freschi sposi. Che freschezza! Donna Lucia, voi marita fanno piacere. Scusate, ci sono tanti impertinenti. No, che volete? Domandate. Mi voglio lavare un po' la faccia, mi voglio acconciare un po' la capa, poi mi piglio una carrozzella e me ne vado a casa. Ma sì, voi siete la padrona. Venite con me. Ah, grazie tanto, Donna Rosa! Ma come? Tenete su? No, Ah, che saccio, ho già visto con gli occhi chiusi. no, è un difetto che tengo, ogni tanto chiudo gli occhi. Non te posso dire, dai, se ne parla. Maritemo, Mamma mia, felice, se lo potesse avvisare.
Oh, poi vieni la cara. State zitto. Felice, come va? Sei tornato senza avvisarmi con qualche telegramma? Rosì, non faccio che tutto necessario. Ho visto che dovevo tornare stamattina. Ah, vale a dicere che Don Prospero è tornato presto. Sì, perché è fino a Nola al momento. Ah, e perché fino a Nola? Ma hanno chiamati a Napoli. Già, io questo ho detto. Ma tu che vuoi da me? Il è tanto pauroso. Siccome tiene le denari lì nella scrivania, se mette paura che qualcuno gliela rompa. Io lo dico sempre, accanto c'è una cascia di ferro. Alla fine una cascia di ferro che può costare? Non ci accattiamo una cascia di ferro. Non ci accattiamo una paura. Felice, io non capisco tu che dici. Mi vuoi dare sto sacco di notte? Ma no, che si la serva tu? Ma stava strassa di... Che vuoi? Ah, cara, non ti dico... Siccome non mi dimentico mai di te. Quando sono passato per Nola. Non sono passato per Nola. Perché passando, a forza per Nola. Passano uguali. Quando sono passato per Nola. Ma non mi vedere una certa sono passato. Come faccio che a te ti piacciono tanto. L'ho comprato due. Ma così stamattina ci facciamo una bella pelata. Ti vieni. Ah, bravo! Si versate l'hai accattata a Nola? Sì, perché? E qua sta scritto Ravel! Ravel! Forse quell'uomo doveva essere la vecchia. Vede, io sto tenendo una pazienza che nessuno la tenne a ria. Io devo la ria strafocare, ma Lucia non può. Ma non me ne incarica, che poi parlammo! Ma se posso sapere che me ne mamma da unico, perché Per il taggio ditto state zitto, Pelì. È successa una cosa che tu non te lo puoi immaginare manco per sogno. Indovina stanotte, noi con chi abbiamo cenato. Indovina? Che la che ha cenato contigo era Rosina, moglie da. Che la che ha cenato conmigo era Lucia, moglie. Scusi, mi hai detto come la pura? Una pura combinazione, Felipe. Oh mamma, Guarda qua, guarda qua. La vedi sta... L'ho trovata alla coppa, E la vedi sta corona? La vedi buona sta corona, no? È la stessa corona che stava in coppa all'invito dell'Oveglione. Eppure la corona nera così. Hai visto? Hai visto? Sono state loro che ci hanno invitato all'Oveglione. Per questo non si sono volute levare le maschere. Per questo se ne sono scappate con la prima trovate giù. Oh mamma mia, ma come facevi? Come facevi? Sono state loro che ci hanno invitato all'Oveglione. Quindi hai capito, no? La prova più di è la moglie, Lucia, Muglieta, anzi è Rosina, Muglieta, ma vai pure un po' di Rosina che era Maria strafugato, ma Lucia non può, capisce? Come facevi? Amico mio, come facevi? Quando ha girato state zitto, non parla per forza. Ma busco però! Ma che a buschi? Lucia. Amico. Mi siedi buono, seguimi attentamente. Arriva dice che lo telegramma era falso e che la partenza è stata una visione. Ma quella lì è così, è stato. Sì, è stata così. Perché tu volevi apposta l'Oveglione. Ma io per questo l'ho chiamato. Sì, hai fatto perché volevi apposta l'Oveglione per incontrare la moglie. No, no.
No, allora tu sei proprio giù. Tu rimanercela così perché? Perché avendo capito l'ambrosia e fa camminare la pazzia, dobbiamo dire che siamo venuti appositamente allo veglione. Faccio capire, voglio capire. Che mo pagano poco di più. Ti faccio venire a mogliare da casa. Mi raccomando, Non dubitare, non dubitare. Aspetta, lì, nessuno passato. Ma voi siete la combinazione. Faccio fatta safare, faccio fatta. Quella che ha girato con me che era moglie. Ma io me la abbracciava e me la passava a capo, perché sei venuto fino a là? Che sta parte? Vuoi dire che mazziata che hai? E come capi, dicevo mio? Mi è andata a chiamare, che vuoi? No, così, ti dovevo mandare una cosa. Una cosa? Che cosa? Diceva tutto che anche famiglia che non lo cudo. Tu prima stai paraggiando che la maniera, e come va? Vogliamo sedere un poco, così. Ah, se fa piacere a te, fa piacere pure a me. Io pensavo che me la posso passare per te. Aspettati, marito mio. Mi piace la cerimoniosa, ma non lo è. Così come stai? Non c'è male, tu? Così così. Però che sai, ti do pure un buluccio, non lo combattiate le sue, no? No. No, già si capisce. Come che non ha pezza, chi l'ha muoito, chi lo frasturo. A muina. Ah, ma il migliore di stanotte. Che? Chi sta fatto tutte cose? Io come faccio? Bravo, però sta cosa mi ha fatto tanto piacere. Me ne è andata al viglione senza che io ne sapessi niente, così. Ma io... Ah no, non ti spaventare, non vedi che io scherzo. E poi Enrico abbiamo detto, se le mogliere nostre siamo divertiti, lo proprio pensiero loro è stato di invitare anche a noi al veglione del fondo sotto l'arco del palcoscenico. Che le mettere? Sono state portate puntualmente. Giulietta ha detto che le ha portato un servitore con una bella Andrea. Ma come avete appurato? Così, quello che non si fa non si appura. Quando io e Enrico abbiamo appurato per le lettere, le aveva mandate lui, abbiamo detto, bravo, le mogli nostre se vogliono spassare con noi, e noi ci vogliamo spassare con loro. Ho dato le telegramma, me l'ha già fatto scrivere apposta, Don Brosco. Oggi mi sono misterito, l'Indro sa pure notte, e invece chi la cangia coppa la locanda, adesso sono stato fino a mo'. Oh, sono tornato. Ci ho fatto vedere che tornava da Sanno e che aveva accattato il suo passato a noi. Ma poi non ci manco saputo fare, ci posso indosare accattare la rete. Felicello mio caro, marito mio bello, bello. Tu non puoi credere che piacere mi fai queste parole. Se sapessi, ieri sera a Muccaggio passato. Lucia, voleva dicere a forza che tu ieri tuo marito malamente, che gli facendo un brueglie. Ma io così. Io andare a un figlione, così. Perdonami. Come si possono passare tanti guai, tanti da un momento all'altro? Perdonami. Vuoi dire che mazziata ma ci sparaghiamo? Bene, per quest'ultima volta ti perdono. Però non ne parliamo più, Io l'ho fatto per vedere se tu ivi allo veglione. Tu però non ci saresti io se non sapevi che era stato io che aveva mandato la lettera. No, ma io andrò al veglione. Ma dimmi una cosa, così. Ma se non sapeva che eri tu che stivi con me, io potevo mai fare le caggio fa. Si vede che hai cenato con me. E che hai fatto? Mi dici, io non mi ricordo. Ma come non ti ricordi? Io sono stato abbracciato. E quando è stato fuori la buffetta ha girato pure lo papà. Facciate il domino. L'ha scacciato pure lo dopo, e ti ha girato pure lo va.
Buon assassino! Ma che è stato? Perché non te poteva passare? Me ne voglio io mo proprio da in da sta casa, non ci voglio mettere più lo piede! Ma che è successo? Tu stanotte non hai cenato con me, capisci? Hai cenato con Lucia, con quella faccia tosta, con quella mica traditora! Ma sente! Niente, me ne voglio io, non ci voglio mettere più lo piede, rifare il briccone! Non si passa nuova! Ci ho passato buono qua. Quella che ha girato con me era donna Lucia. E qua si va pure Enrico, qua mangia solo fuito. Non vedi, Rosina, tu sta. E ci devo mettere che la parte, donna Lucia. Non vedi. Siete tornato da Sa? Ma che se ne è fatto lo sacco le notte? Donna Lucia, voi mi dovete perdonare. Io pensavo che quel domino era Rosina, se no io non avrei mai azzardato, donna Lucia. Ma azzardato di che? È stata una cosa tanto naturale. Io non ho fatto niente di male. Ah, e quando vedete così non ne parliamo più. Che Sancio, tu lo dici in una maniera. Io non lo capisco come parlate, ma perché c'è stato qualche cosa? Ci siamo divertiti? Sì, signore. Ma non c'è stato proprio niente di male. Donna Lucia, io l'ho già abbracciato, l'ho già baciato. Ma voi vi sarete ingannato, caro Don Felice? La trovate dall'oscuro che avete abbracciato e baciato. E come ne venite che l'avete fatto con me? Ci siamo divertiti, sì signore, ma non c'è stato niente di tutto questo. No, vedete, donna Lucia, io ammiro il vostro modo di agire. Ma così ci troviamo una parola e non se ne parla più. Ma qua parola, scusate. Io vi ripeto che questi abbracci, questi baci non ci sono mai stati. E poi vi prego di finirla. Io non so come possiate dirlo, come possiate solamente immaginarlo, sapendo io come la penso e che carattere tengo. No, donna Lucia, ma voi veramente dite che io non vi ho abbracciato e non vi ho baciato? Veramente, veramente. Donna Lucia, vi mangio pure pezzicato. Ma voi sarete pazzi! Ma io capisco lo scherzo, ma arrivare fino a questo punto poi no! Io, perché mi avete pigliata a me? Io poi mi faceva pezzicare proprio Raisso! Ma chi avete pezzicato? E mo me ne venite che l'avete fatto con me! Sei, pezzicava l'altra! Io ammiro di quel vostro modo di agire. Ma non vorrei però, donna Lucia, che Enrico sapesse. Ma Enrico non sape niente, che si è mognuta un veglione! Ma voi che dite, Enrico sapete tutto. E come l'ha curato? Ho trovato un biglietto con la corona. Lo foglietto con la corona! Lo rimanete nell'arco? Che bestia! Una cosa però, visto se crede che ha celato con voi, non sapete invece che voi avete celato con me. Perciò vi dicevo di non dire niente, ne l'ho fatto di pizza. Si ripeta un velino, ma come c'è stata molto? Chiamo! Io stimo voi, stimo vostra moglie, siete i miei buoni padroni, siete in casa mia. Ma dire una cosa che non è esistita, vi assicuro che mi dispiace seriamente. Don Velì, quando vi dico che non mi avete pezzecato, non mi avete pezzecato! Donna Lucia, io mangio pezzicato! Il babbuino, io non avete pezzecato! Ma Mi toccate le nerve proprio, Che hai fatto con moglie? Mannaggia fare, poi non hai già buscato, ma non capi fare che fare, che non stai zitto, mannaggia l'alba! Ma stai fermo! Parla tu, che succede?
dice, abbiamo cenato fuori, lo vediamo, no? Ma allora tu mi conosciuto? Ma ti pare che non ti conoscevo? Ma io ci ho cambiato voce tanto bella. La voce che la riconosco sempre. Certo, scuserai, moglie mia, è quella macchia di caffè. La macchia di caffè, il popolo dopo. Non ti dico. Quando io sono andato per abbracciarti in uno slancio, ho pensato la tazza di caffè in coppolo dopo. Già, sì, quello non mi ricordo la tazza di caffè in coppa non la Rosina si è fatta abbracciare. No, non voglio sentire ragione. Ma io solamente a te voglio bene. Non ci voglio restare più. Oh, Rosì, ma che è successo? Così che è stato. Non mi fai pure l'ingenua. Io faccio tutto. Tutto perché? Me la dimandi pure. Io voglio fare uno Lo straverio. straverio lo voglio fare io. Così siete zitta, la sono marito. Non me la Ma se vuol sapere che è successo? Che è successo? È successo che tu stasera hai cenato con donna Rosina e io ho cenato con Don Felice. Ma tu ti sei fatta abbracciare basata, marito, Si è fatta abbracciare stretta da marito. Io quando mai? Così. E la tazza di caffè che ti ho cenato in coppa lo domino. Io tengo la macchia del caffè. Assaggio questo. Che lo domino tutto scracciato. Io lo domino intanto, ma te lo faccio vedere. E io pure mo te lo faccio vedere, lo mio senza nessuna macchia. Ma vedete che se mia moglie tiene la macchina, Comprenderete benissimo che se sul domino di mia moglie c'è una rottura, me ne darete soddisfazione! amico Marco! Porco amico! Siete capaci, trovatemi la macchia. Dite si trovate una stracciatura. Guarda, te ne sei rottura. Qua non c'è niente, qua non vedo niente. Eppure io ci ho menato una macchia, ancora bello con Cristo, una tazza di caffè, no? Eppure io ci sto facendo una domina come a Cristo. Signor, ora c'è sta mamma che vuol parlare con voi, Ma chi è? E ha detto che si chiama Giovanni. Giovanni, ma chi è sto Giovanni? Ah, Giovanni, lo cameriere del ristorante. Sì, signor. Allora si passa. Signori, buongiorno. Buongiorno. Donna Edith, hai trovato sto braccialetto? Mi è celebrato in un ristorante. E siccome è chi lo stesso, via Isai da terra quando cadette di mano, è che la signora che stava con te. Ma così ve lo sono venuto a buttare. Grazie tanto, Giovanni, avete fatto bene. Bravo, cavaliere onesto, bisogna un regalo. Te lo regalo io. Questo braccialetto, lo vedi? Stava al braccio di Donna Rosina. No, questo non è roba mia. Ah, Donna Rosina, questo non me lo potete negare, Scusate, fammelo vedere un po' sto braccialetto. Questo stava al braccio di Donna Lucia. Quanto? Io non lo vedo per la prima volta. Mi strazzate a tutti le panne la gola. Quando gli ho baciato la mano, per poco non mi scumava di sangue. Ma quando mai? Ma quale mano? Questo lo portava la donna che ha cenato con me. No, questo lo portava la donna che ha cenato con me. Aspetta, se fosse qualche terzo domino che ha cenato prima con me è poco tempo. Terza figlia, la quale, dopo che Lucia e Rosina se ne sono chiuse, ha cenato prima con me e poi con te. Prima con me è poco tempo. Allarmare lo stomaco. Avanti, che non lo mandano sul braccialetto, che è già abbracciato e già baciato. E io pure ci ho abbracciato Giovasà. Ma non te ne incaricare, sto braccialetto ci farà conoscere la verità. Lo senti?
Ne, io me ne vado. Un braccialetto di Le faccio i miei complimenti! Hai risato di lui! Complimenti a te, ti sei imbarcato piccini da me. Io non capisco perché redite di questa maniera. Ma questa sera si chiudono veglione. Come? Un padiglione. Come? Tu si chiudono meglio? Come mannatelo telegramma? E trovate la scusa dei portici, donna in butica! Ma voi che accanto lo dicete? Piveglione, padiglione, non ne saccio niente. Il braccialetto mi condanna! È stato trovato in mezzo alle grate dello ristorante. E come si è trovato là? Signori miei, Guardate che si viene qua. Come va che un braccialetto mio si è trovato in mezzo alle grate dello ristorante? ecco qua, sì. Parla che qui ci va dell'onor mio. Forse ieri avete ahí allo ristorante ad un amico mio, sì, nella cucina, e mi avete cadere dalla sacca senza che me la donai. Avete indiso? Io lo regalai a te. Tu si pazzo! Posso detto a voi. Ma voi sarete stato ubriaco. Dunque, non mi hai tradito. Lo potevate solamente pensare. Mamma mia, zuccherillo mio! Sai, signori, ma faccio di venire da lui! Ma avete fatto mettere sto poco di paura? Giusto adesso che tengo lo sospetto. Lo sospetto! Faccio di mazzitino! Ma insomma, io se posso sapere ieri sera un viaggio c'era. Ehi, chi ha già abbracciato? Chi ha già baciato? Un braccialetto. Signor, Giulietta se ne chiude e l'ha stato sto domino. Eccolo qua. Uè! Mamma mia, la picca la macchia di Ma vi qua la spingo! Facci i miei complimenti, che conquista! Te la si discigliuta nobile. Ma giusto sponda denari per la femmina del servizio! Niente. Io mi faccio vedere alla gente che rido per non mi fa cuffiare, ma t'assicuro che me la pagherai. Te voglio far sentire lo sapore degli schiaffi. Il sapore delle schiaffe! E io pure sono contento, però il sapore da lei, il rumore da voi! Gli attori, insomma, che sono stati veramente impareggiabili. Tenete presente che molti di loro erano influenzati, quindi lo sforzo è stato doppio. Allora, cominciamo con coloro che hanno in qualche modo contribuito alla realizzazione di questa rappresentazione. Li vorrei far salire qui sul palco insieme a noi. E quindi abbiamo mia moglie Anna Maria che ha contribuito alle scene. Non so se riesce a salire. Vincenzo, al suono, vieni Vincenzo. Mio fratello Enrico alle riprese. Adriana vieni, la truccatrice. Poi abbiamo Benedetto, dove sei? Vieni. Poi Raffaele che non vedo, Raffaele del Greco, che anche lui ha contribuito, e Lorenzo, il marito di Antonella, vieni Lorenzo, vieni. E
vediamo subito, che dite? La suggeritrice perché fa sotto. Sinceramente non vorrei dimenticare qualcuno, me ne scuserete insomma. E allora passiamo adesso agli attori. Allora, Don Michele, Gaetano Siguranza, sua moglie, il decano della commedia, Gerardina Di Gianni. Da decano a decano, Felice Mario Santori. Cominciamo con i personaggi, diciamo, con le persone influenzate. Enrico Edemondo Lisena, sua moglie Lucia, Ilene Del Visco. Poi abbiamo Giulietta, Antonella, l'altra influenzata. Peppiniello, Davide Siguranza. Poi arriviamo a un'altra attrice che l'avete vista nella duplice veste di Marietta e di Saveria, Sonia Masullo. E poi abbiamo il nostro Giovanni, il cameriere Luigi Sandoli. E poi abbiamo Rosina Brigida Divino. Ragazzi, scusate, sono anch'io un po' emozionato, sinceramente. Niente, volevo ringraziare il nostro parroco, insomma, il nostro mecenate della commedia. Poi mi è stata riportata una comunicazione di servizio, il sindaco non è potuto venire perché era ammalato, e però saluta a tutti e dagli auguri. Però c'è degnamente rappresentato anche dal vice sindaco, quindi siamo perfettamente. Che dire? Io vi ringrazio, vi do appuntamento la prossima volta. L'ultimo pensiero, penso che sia doveroso, l'ha fatto già prima Don Dino, però io mi sembra doveroso ricordare il nome di chi ha diretto, l'ha trovati, l'ha scoperti, l'ha diretto questi ragazzi terribili per tanti anni, di cui noi, diciamo, teniamo il nome della compagnia teatrale, che è mio zio Mario, che prima di noi, spero, insomma, vi siate divertiti. Che dite? Alla prossima, grazie. Scuserete per la voce, l'avete già sentita, però prima di lasciarvi facciamo un applauso a Torino, a Torino. Grazie, lo spettacolo, ci ha seguito, ci ha sopportato per tutte le difficoltà, lavorativamente, quindi un grande applauso a lui e a Tonino.